Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 6, ma prima di iniziare devo dire due parole. Allora, so che mi chiedete appunto se continua la serie di Ark, se continua la serie di Fallout, continueranno, però c'è un problema, vi spiego. Siccome Far Cry 6 è il gioco che pesa attualmente di più, vabbè Ark è più pesante, però tra Fallout e Far Cry 6 pesa di più. Io non ho tutta questa grande memoria sul PC e tra gli aggiornamenti di Warzone, cazzi e mazzi, devo sbrigarmi a togliere prima quello che pesa meno e che voglio soprattutto togliermi prima dai coglioni, ovvero Far Cry 6, così almeno ci possiamo dedicare con calma a Far Cry 4 e Ark che continua, perché Ark è una serie che sarà molto lunga, perché poi usciranno le nuove mappe, si continuerà nell'altra mappa e così via fino a Genesis, quando rilasceranno insomma le mappe. Quindi continueranno. Io cercherò magari, se riesco, di portarvi anche episodi di Ark e di Far Cry qua e di Fallout 4, però attualmente mi dedico più a Far Cry 6 perché voglio finirlo il prima possibile. Allora, comunque, e nello scorso episodio ci siamo salutati appunto dopo aver fatto un bel po' di missioni sempre nella zona est. Ancora ci manca da eliminare McKay e il capitalista, però noi ho notato che se andiamo a Esperanza abbiamo qui una missione. Che cosa succede se andiamo a farci questa missione a Esperanza? Io vorrei scoprirlo, quindi vorrei andare a fare questa missione qui. Il presidente Castillo sta facendo un discorso per l'anniversario della sua elezione. Entra nell'hotel e uccidi quel mo. Ah, proprio così? Minchia, non penso lo elimineremo così, però. Allora, al solito chiamiamo la nostra macchina, abbiamo il blindatozzo, abbiamo pure Chorizo che dobbiamo potenziarlo. Ciao, piccola merdaccia. Good boy. Dai, ma basta tutte queste coccole. Allora, ma perché si è fermato lì? Mamma mia, faccia, sei tu. Ti riconosco. Allora, andiamo. Allora, dobbiamo andare qui, quindi dobbiamo fare inversione. Madonna mia, niente. Ci siamo pronti, ragazzuoli. Stiamo per andare a Esperanza per la prima volta. Vediamo che cazzo succede. Minchia, ma c'era un elicottero qua, quasi quasi. Vabbè, ma ci saranno sicuramente contraerei, ci sarà un bordello. Attenzione, qua siamo proprio a casa di Anton Castillo. Guardate quello lì, quello penso sia il suo palazzo, raga. Da qui non si vede benissimo. Ma col blindato, raga, non si sa mai. Andiamo pesante. Ok, l'hotel è nei dintorni. Qua c'è una cassa di armi. Tra l'altro, raga, so che Far Cry magari non è il gioco che più vorreste vedere. C'è magari la serie che piace di più, che piace di meno. Però io ultimamente mi sto riguardando le mie vecchie serie. Vabbè, ci sono alcune che sono proprio inguardabili, indecenti. Pistola sportiva, attenzione. Ci sono alcune serie che sono veramente inguardabili. Però, raga, riguardatevi ogni tanto alcune serie. Per esempio, una che mi sto riguardando io stesso e mi ammazzo io stesso è Amnesia The Bunker. Veramente bella. Tra l'altro stavo pensando, guardando quella serie, se veramente conviene fare i walkthrough con la webcam o senza webcam, perché da una parte senza webcam sono veramente fighi, perché ti godi proprio il gioco, dall'altra non potete guardare le mie espressioni facciali. Comunque, detto questo, stiamo quasi per arrivare. 240 metri, siamo nei dintorni di questo benedetto hotel. Vediamo dove cazzo è. Guarda quanto è figo qua, raga, mamma mia. Fermiamo qui. Vabbè, ma qua c'è un posto di blocco. Perché mi hanno inviato una foto? Cos'è? Una foto di Clara nuda dopo la doccia? No, questo penso sia l'hotel. Guarda qui come tengono gli ostaggi. Aspetta che potenziamo un pochino Chorizo. Li facciamo distrarre i nemici. Guarda come si... vabbè, non muore, perdonami, ho sbagliato tutto. Comunque sì, uno l'abbiamo distratto, quindi ci sta. Allora, mi mirano non so da dove, è pieno di gente qua. Ci sono i soldi vicino alla spazzatura. Ne hanno talmente tanti che li buttano. Ecco, esatto, un ciondolo. Hai rotto il cazzo. Cagare, cagna. Allora, ragazzi, siamo qui. Esatto, questo è lo stesso hotel della foto. Vediamo, controlliamo. Sì, sembra lui. È molesto. Heard you got a spot on the night shift. Ah, così ci hanno fatto entrare. Cioè, vedo un cazzo. Ah no, attenzione, regola... Che cazzo sta succedendo? Un cazzo. Non è successo un cazzo. Siamo qua dentro, incontra Clara. Ah, Clara è proprio qui a Esperanza. Ma che cazzo ci fa Clara qui? Ma vai a cagare. Ma minchia, Clara. Hi. Clara, che cazzo ci fa qui? A caso, completamente a caso. We place explosives here, here, and here. Speech starts, charges detonate, we create a ring of fire around that hotel hotter than the devil's asshole. Which means Ah, già abbiamo il piano. Can get out and reinforcements can get in. With Danny right in the middle. and then what? Danny kills el presidente. Certo, ci penso io. Ho sempre ucciso. Danny! Look at that sexy Supremo. Beh, in effetti sì, è You vero, wanna abbiamo il read Supremo. Castillo? Today, Anton is giving his annual Independence Day speech at the Hotel Paraíso, live. Juan has intel on the exact location of his security detail. 1 in a million opportunity.
We're gonna cut the head off the snake and make boots from his skin. Mierda. And you good with this? Kill a dictator who has raped our land and turned our people into slaves? Thinking about it. What about you? Never killed the president before? Non ho mai ucciso un presidente. Danny, it's guerrilla meth. Christ, I need a shower. And you Staffati e no. need this. Qua abbiamo gli esplosivi. You're gonna be a fucking guerrilla legend. I call you. He's too excited. He's right. Kill Castillo and Libertad will rise in the chaos. And after that, who knows? Who knows? Go put that come mierda down. Quella faccia di merda, dai. Libertà. Viva libertà, vai a cagare, dai, tu, libertà, dai, dai a cagare tutto. Vediamo se il piano riesce. In teoria dobbiamo piazzare adesso questi esplosivi. Che cazzo chiami, chorizo? Oddio, c'è una chiavetta, ti levi dai coglioni, Clark. Porca madonna, guarda come mi ha buggato. Prendi sta chiavetta. Non è possibile. Bravo, sposta. Oh, ma veramente sei fatta così? Oh. Abbiamo preso la chiavetta USB delle canzoni, incredibile. Allora, lì dobbiamo piazzare gli esplosivi. Bene. Oh, qui c'è un banco da lavoro, ragazzoli. Fermi tutti, perché io questo veicolo volevo potenziarmelo. Ah, ma già l'avevo fatto? Sì, già l'avevo fatto. Colpa mia. Ok, possiamo andarcene da qui. Mi chiamano. Devi piazzare gli esplosivi ai posti di blocco. Trovi i generatori, fanno un bel botto. Vabbè, ci penso io, non ti preoccupare, Giovanni. Allora, in teoria questo qui è il primo posto di blocco. C'è uno. C'era. Allora, chorizo, io ti devo livellare pure a te, bro. Bro. Vai, distrai. Guarda con queste... In teoria noi abbiamo l'equipaggiamento tech, fatemi vedere. Sì, guarda lì, tutto tech, sì. Adesso lui distrae la guardia. Così, guardalo lì, bravo chorizo. Non serve un cazzo a parte fare questo. Oh, una cassa dell'FND così a gratis. Vai chorizo, distrai. Guardalo lì quanto convinzione. Mamma mia, raga, attenzione. Bellissimo, 6 su 10. Dobbiamo farlo altre 4 volte questa roba. Prendiamo tutto. Nel frattempo qui dobbiamo piazzare l'esplosivo. Perfetto, il primo è fatto. Dobbiamo piazzare gli altri due adesso. Non lo vedo, non vedo niente. Eccolo. Vai chorizo, distrai chorizo. Guarda come ci va alle spalle e lo fa girare. Ma è OP chorizo da questo punto di vista. Cioè, se ti vuoi fare le cose furtive non è male. È OP chorizo, perché praticamente lui non viene considerato come una minaccia. Quindi nessuno gli spara praticamente. Lui corre lì tranquillo in mezzo ai nemici. Qua c'è in teoria altra gente. Vediamo se riusciamo a fare altri abbattimenti con chorizo, così almeno mentre lo livelliamo. Vai chorizo, veloce, corri chorizo. Dai, la sai aprire la porta. Guardalo lì. No chorizo, hai sbagliato tutto. A caso? Dai, non penso si sia allarmato qualcuno. Cioè, dai, voglio dire. Ok, quasi, meno male, che culo. Chorizo, non sai fare un cazzo, eh. Piazziamo pure qui. Ok, lì c'è altra gente. Mamma mia, è pieno di casse, di armi, di situazioni. Vediamo, sicuramente sarà sopra. C'è pure un carro armato, però non c'è qualcuno all'interno. E questo è un bene. Mamma mia, che culo. Ma guarda, raga, che cazzo di armi stiamo trovando? Un rombo di tuono. Allora, adesso chorizo deve distrarmi lui. Vai, chorizo. Guarda, anzi, aspetta, distrai lui. Chorizo, dove cazzo va? Niente, ormai si è fissato. Chorizo, ma non fai un cazzo, vuoi distrarli i nemici? Porca madonna. In teoria l'ultimo, se Chorizo riesce a distrarmi lui, finiamo la sua sfida. Vai Chorizo. Ha un lanciarazzi Chorizo, fai il bravo. Ah, così, bravo cane. Perfetto, quindi hai superato la sfida. Fammi vedere, amigos. Allora, quindi adesso Chorizo può pingare i materiali. E se ne pinga 36 si sblocca anche questa abilità. Piazziamo il terzo esplosivo. Ma se ci prendiamo il carro armato, tipo... Ok, 3 su 3. Nuove foto, che cazzo è? Ah, devo prendere quella posizione. Allora, è sul tetto. Allora, noi dobbiamo trovare questa posizione. Allora, dobbiamo riconoscere intanto l'edificio principale. L'edificio principale io da qui non lo vedo. Ah, ma è pingato, ma vaffanculo. No, niente, perché ho il telefono in mano, non apre il paracadute. Porca madonna. Quindi, ricapitolando, noi dobbiamo riconoscere questo benedetto edificio. C'è una statua, ma è vicino a questo edificio bianco con una specie di campanile sopra. Non dovrebbe essere... Perché non apre il CAD? Siamo rimorti nello stesso modo, ma non ci credo, guarda. Non apre il paracadute, raga, da lì muori. Fine. Allora, facciamo una cosa, andiamo al ping, perché c'era il ping, vero? Noi da qui possiamo intanto andare... Ah, eccolo il punto, guarda dove siamo. Siamo arrivati a casa. Juan, che cazzo ci fai qui? Le bombe sono in posizione. Can you feel it?
That moment of serenity before a lot of assholes are going to die. Time for my 3 favorite words. Trigger the explosives. PTSD for everyone. Go, Danny. Secure the hotel. Minchia. Kill Anton. Ma erano 3 gli esplosivi. Quante cazzo di esplosioni ci sono? Go. Tell Anton that death is checking in. Allora, usa ESC per selezionare il tuo amico. Ma scusa, perché? No, non va bene chorizo. Io voglio chorizo, che cazzo vuoi? Bene, dobbiamo andare lì, signori, che la guerra comincia. Solo 24 colpi, madonna. Ma qua ci sono le munizioni in teoria qua sotto. Aspetta che me le ricarico allora. Chorizo, buongiorno. Pinga tutto tu. Vai signori, ci siamo pronti per affrontare questa battaglia. Libera la lobby dell'hotel. Pensiamo noi. Ma è pieno di gente. Magari li prendiamo di sorpresa, ci sarà un retro, qualcosa. Una sola entrata mi sembra assurdo, l'edificio è abbastanza grande. E invece ce n'è solo una. Ma vaffanculo. Vabbè raga, qua penso che il furtivo non servirà. Io andrei di prepotenza. Aia. Aia. Porca puttana. Ma è impossibile. Minchia se sono corazzati. Che cazzo è? Sotto? Bene. Si può entrare? Si può entrare. Cassettina. Una chiave. Chiave di cosa? Sbagliato. Perfetto. No, mi sparano il cane. Chorizo, resisti. Che qui non c'è niente. Dobbiamo semplicemente uccidere tutti i nemici che sono qua dentro. Mamma mia, guarda questo qui. Quante cazzo è corazzato. Raga, non si fa niente. Aia, porca ma fa cagare l'assalto allora. Scusa, l'MP5 lo fa. Allora andiamo di MP5, perdona. Mamma mia con quanta potenza. Vai a cagare. Questa era l'ultima in teoria. Bene, abbiamo ucciso tutti. Ok, entriamo di qui. Mamma mia quanto ce l'ho sui coglioni questa voce. Danny, what's happening? Are you inside? I'm inside. Diego. Anton, Danny. There's nobody here. Lara, I think the speech was a recording. It's a setup. Anton's soldiers are coming for you. Get out of there. You were the one who got me on that boat. You should be dead. I was the lucky one. What's your name? Danny, and you? You know who I am. You're here to kill my father. Last I checked, you were trying to get the fuck away from your papa. I shouldn't have done that. Why? Because you were the lucky one. He's a monster, Diego. He was raised that way. And you won't be? You're not going to kill me! Depends if you fire that thing again. If I run, he finds me. If he finds me, Yarens gets hurt. Don't you get it? He'll never let me leave. How old are you again? Do you have family? No. You looking for one, chamaco? You should leave Yara. He won't stop till all of you are gone. Mierda. Keep your head down. This way. Fucking dictators. Gracias. Hey, Danny. My papa is sick. That's why he's not here. Mamma mia raga. Cioè Diego è buono fondamentalmente. Bellissimo raga, bellissimo. Ma che cazzo ci fanno qua? Perché ci sono persone? Mamma mia con quale precisione. Chorizo non è con me, non pinga. Bastardo. È la macchina di Anton. Ce la fottiamo subito. Facciamo pure la macchina. Si levi dai coglioni. Mamma mia. Il panico, dove cazzo andiamo? Fuggi dall'hotel, non c'è una direzione, io vado di qui. Obiettivo completato. Clara, I made it out in one piece. Danny, what happened? How did you get out? It was a setup, but I got myself a little present. Castillo's ride. Smells like old dictator. We didn't get Castillo, but we did some damage to his regime. Damage? You punched Anton's regime in the balls today. Go buy yourself a cerveza. You earned it. Hey, you ever hear anything about Castillo being sick? No? Why? I overheard some guards. It's good intel. I'll be in touch. Every step we take gets us closer to a free Yara.
Mamma mia, obiettivo completato, ragazzuoli, bellissimo, bellissimo. Ok, adesso abbiamo un'altra missione che in teoria è una missione secondaria. Questa qui, scopri il mistero del forte. Praticamente è una missione molto secondaria, ma che in teoria ci fa ottenere la pantera o l'uso. Culo futuso, chiamato anche così. Tra l'altro quest'arma fai da te, raga, fa tipo schifo e io vorrei toglierla. Mi metto sempre un'arma fai da te, ma preferisco questa. Quindi che cosa significa? Significa che praticamente io in vostro assenza ho raccolto tipo degli elementi, delle cose preziose e noi dovremmo andare in questa missione, però ci dobbiamo andare di notte. È tipo un forte. Esatto, questo qui, ma ci dobbiamo andare di notte, quindi quando è notte, se ce lo ricordiamo, proviamo ad andare qui. A livello di missioni abbiamo una missione di Lucky Mama. Il problema è che non so dove cazzo è. Ah no, mi sta chiamando. Ah, le produzioni di veleno, quelle ok, se è sempre quella. So che dobbiamo trovarle tutte. Vabbè, intanto io qua me ne voglio andare. Prendiamo un'uscita. E quante cazzo di chiamate mi arrivano? Quante foto mi state mandando? Non c'è Clara. Vabbè. È la mappa di tutte le robe, però. Punto di scambio, operazione. Ma vabbè, aspetta, per adesso un attimo, fatemi raggiungere un luogo calmo. Fatemi controllare. Quindi, diario, operazioni. Joan Cortez. Ma abbiamo questa qui in teoria, l'operazione dei condotti, ma queste sono estremamente secondarie. Queste sono le storie iarane, caccia al tesoro e obiettivi militari. È al porto vicino al bunker sull'isola di Libertad. È qua che dobbiamo fare una missione. Anche perché non abbiamo altre missioni, cioè pingate proprio importanti. Allora qua siamo al bunker dove tra l'altro possiamo vedere un attimo di comprare. Allora io l'uranio non l'ho mai usato. Possiamo provare un'altra arma fai da te. Una che mi attira è questa qui, dovrebbe essere tipo uno sparachiodi, quindi di conseguenza furtivo. Vediamo, acquistiamolo. Lo mettiamo al posto di questa. Mettiamo questa sparachiodi. Qua abbiamo pure la... Allora, vediamo che cos'ha. I chiodi richiedono... Ah, la pressione, così li migliori. Vabbè. Miglioriamo tutto. Il commensatore impiega meno tempo a ricaricare il serbatoio. Bene. E questo qui aumenta il numero di chiodi nel caricatore. Attenzione, potenziata al massimo. Speriamo sia un'arma forte, perché se no... Nel frattempo andiamo da Juan. Eccolo qua il nostro Juan. Vediamo che cazzo vuole. About time. Need you to do some dead drops for the cause. You drop off the Viviro, I pick up the profits. Who are the drops for? You try these? I took one for research, now I can't stop. Turn my piss purple. You want one? No. Who's paying us for the Viviro, Juan? Before we slit Castillo's throat, we should ask for more flavors. It's the Yankees. Worse. CIA. The fucking CIA is in bed with Libertad? What's Clara think of this? Well, if she knew, I would hope it'd be something like, thanks, Juan. I'm so happy to have guns to kill fascists named Castillo. Etc., etc. Freedom costs money. Eccetera, eccetera. Clara doesn't ask, and I'll never tell. It's a private club. Just you, me, and lighthouses filled with Anton's candy. Clara needs to stay shiny for the people. You're protecting her. I'm not so sure I'm the only one looking out for Clara. Just remember, after la revolución, she won't have time for a guerrilla like you. Just in case. Cazzo è Viagra, per forza, raga. Spirit guerrilla? Mamma mia con quanto stile, la nostra Dani è proprio un maschiaccio. Vabbè, abbiamo 3 punti dove dobbiamo consegnare quindi il Viviro a questi Yankui. Vabbè, prendiamo questa barca. Ma aspetta, vediamo se ne possiamo richiedere. Magari abbiamo qualcosa di più veloce. Abbiamo questo, quello che vola pure. Vabbè, allora. Qua abbiamo il signor veicolo. Attenzione. Allora, partirei da questo qui che è il più vicino. Spara pure, che cazzo vuoi di più? Quindi la prima consegna è qua. Mamma mia, se sono lontani. Tra l'altro qui stiamo ripassando, raga, nelle zone della famiglia Montero. Perfetto, la prima consegna è lì. Sembra dove c'è quel faro. Perfetto, eccoci qua. Fermiamo. Oddio, vola. Mamma mia, ma quanto cazzo è fatto bene. Ah, non è un faro, è una cisterna. Perfetto, consegniamo tutto. Vamos. Ok, questo sembra invece un faro, ragazzuoli. Ok, ma io perché non ho chorizo? Chiama chorizo. Ah, ma c'è chorizo. Semplicemente è 20.000 chilometri indietro. Ma cazzo si entra qui? Perché c'è un elicottero? Mi preoccupano. Oh, filmatino, attenzione. Oh! Porca puttana, colpo di scena! Regola numero 26. La prenderai in culo quando consegni i pacchi. Il nemico ha il diritto di distruggere te tanto quanto tu hai il diritto di distruggere lui. Non fa una piega. E quindi che cazzo succede? Ci hanno catturato.
Dio. I had hope for Clara, but I got you. You thought I wouldn't notice Libertad selling my Viviro to the Yankees? You're a dead man. When the Guerrillas arrested my family in 67, me, Papa, was dragged to this very cell. I was put in the cell next door. 13. Like you, mijo. We used to talk every single night through this vent. I loved it. His voice taught me to be strong, to be a man. And then the Guerrillas came. Every day I'm in charge. Aia. Oh. Porca puttana, raga. PC paid to the Guerrillas. But we would still talk every single night. Till they took his tongue for his lies to Yara. Stop! Papa, stop this! Who is this guerrilla to you? I think we should skip a few steps, Raul. Viva Libertad. Ma... The attack. The Hotel Paraíso. Danny was there. You told me that you hid in the tunnel. Danny could have killed me. Could have given me to Libertad. We have no time for lies. I've stopped running. I've listened. I've learned. I've done everything you have asked. I will be El Presidente. Let Danny go. I am not a monster, Diego. We will give them a chance. Mamma mia, ci ha salvato il culo. Mamma mia, ma raga, ma che cosa vi devo dire? Ma che scena è? Ma che scena è? Signori, scappiamo, scappiamo. Fuori dai coglioni. Qua è chiuso, dove cazzo vado? Porca madonna. Lo so, lo so. Porca madonna. Di qui? Non so dove cazzo sto andando. Veloce, veloce. Da lì. Aia, porca puttana. Dove cazzo si va? Vai, 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 vai. Ok. Calma, calma. Dammi quella barca tu. Vediamo se posso raggiungere questa barca. Buongiorno. Operazione completata. Mamma mia, raga, ma che missione è? Vediamo ora che cosa succede. Sicuramente partirà una chiamata. Esatto. We need to talk. It's about Castillo. It's also about Libertad. Sorriso, perdonami. Okay, Clara, shoot. No, not like this. Come find me at the Esperanza School for the Lost. I think you know the place. Yeah, you could say that. On my way. Danny, make sure you're alone. Vieni sola senza Juan. This is just you and me. Non mi dire che Juan lo sapeva. We're burned. Castillo was waiting. He and his fucking general tried to kill me. Glad you made it. I have to ask. Did you talk, Danny? Not a fucking word. Once a guerrilla, always a guerrilla. The kid. Diego. No, ho interrotto il dialogo. Diego. He saved my life. What? Shot Anton's general dead. Old dog? Binga. This is good. This is very good. We are playing 4D chess in space now, Danny. Fuck your 4D chess one. I just got my molars ripped out. Same thing happened to me in the Congo. Except I did it to myself. Just chew in the front, like a rabbit. And Juan, let's leave Clara out of it. We got burned. That's all she needs to know. Clara's got enough to fucking deal with little Eh. was getting torn to pieces. Gracias. Una situazione
situazione non bellissima. Eccolo dov'è il coso. Raga, mentre io mi voglio aprire quella cassa lì, il primo pezzo è qua, l'altro dovrebbe essere in teoria più avanti. Seguendo le indicazioni, più avanti ancora è lì dove c'è quella bandiera. Lì sopra. Vabbè. Perfetto. Ok, mi apro la cassa, ragazzuoli, e poi andiamo da Clara. 5000 metri. Vabbè, facciamo qualche spostamento rapido. Oddio, dove cazzo ho preso uno scoglio? Guanti da rivoltoso MK2. Bene. Minchia, dobbiamo andare qui, ragazzuoli. Tra l'altro, guarda bella ricompensa. Ci dà una bella pistola. Viaggio rapido possiamo farlo in questo covo, così mentre ci prendiamo i materiali e poi andiamo lì. Allora, andiamo ad incontrare la nostra Clara. Siamo all'interno di Esperanza, quindi stiamo attenti, perché qui i nemici sono veramente tosti. Guardali lì, un boglio. Qui c'è un'altra chiave con il criptogramma. Forse è l'ultima chiave col criptogramma. No, l'ultima un cazzo. Guarda qua quante ce ne sono ancora. E qua conviene andare col blindato, raga. Non si sa mai. Si sparano elicotteri, robe così. Siamo bene o male protetti. Eccoci qua, la scuola di Esperanza. Perché in bianco e nero? Cos'è? Tipo un ricordo? I'm done, Talia. No more secret meetings. No more protests. No more friends that just disappear. He's too strong. So you're gonna just march into the Capitolio and put Daddy's gun to Castillo's head? No. I'm going to build an army. And then I'm going to put Castillo in the ground. Come with me. You don't think I can do it? I've seen this, Talia. I've dreamed it. My mama used to tell me, save the dreams for the rich, fair-skinned Yarans. Us, we don't get to dream. We survive. You're not going to free Yara by killing Castillo, rich girl. You have to convince Yara it wants to be free. For all of us. Clara. Clara. You wanna tell me why you dragged me back to my old orphanage? He's losing, Danny. Soon we march on the Capitolio. And now, Castillo wants to meet. You're joking, right? I Ma? want to know what you think. You've been face to face. I think Castillo's always 2 steps ahead. And he's not going to stop unless we put a bullet in his skull. And then what? We kill his kid too? You had your chance. Why didn't you do it? Perché fondamentalmente non c'entra nulla, Diego. He just had the wrong one. You let his kid live. And then Castillo lets you walk away from a death sentence. But the thing is, Danny, you were right. If Yara is going to have a future, his people, our people, we need to coexist. And the point was never to kill Castillo. It was to free Yara. For all of us. You had already made up your mind, hadn't you? Yara needs a leader, Clara. Not a martyr. Viva Libertad, Danny. Nel dubbio, viva libertà, ci sta, ci sta. Mamma mia, tanta roba. Vabbè, ci ha consegnato questa pistola, c'è stato questo dialogo veramente molto interessante. Il gioco sta diventando veramente una bomba. Regalo di Clara, questa era la sua pistola. Abbiamo altre robe. Pistola che tra l'altro non sarebbe male provare a potenziare. Addirittura non è una pistola che noi abbiamo, c'è soltanto questa, unica. Ma io, sai che ti dico, me la metto. Voglio provarla sta pistola. Guarda lì, 10 colpi. Scusa, non aver paura. Mi dissocio. Dio, guarda com'è. Stai ribaltando tutto. Sì, signora. Ma poi con un colpo in testa non ti ho fatto un cazzo praticamente. Vabbè, c'è un leprotto, lo vedo. Freddato. Signori, io per questo episodio diciamo che vi saluto qui. Nel prossimo episodio continueremo a fare delle robe. Nel frattempo, in caso vedo di conquistarmi qualche base qui a Esperanza, farmi qualcosina. Nel prossimo episodio faremo altre operazioni, anche se onestamente non ne abbiamo, se non questa qui dell'attacco chirurgico di Lucky Mama. Vediamo se riesco a farlo, magari anche in vostra assenza. Signori, alla prossima, mi raccomando, like, commentino, supportate la serie. Ciao belli miei.